Ciao ragazzi, sono le 5:30 del mattino a Salizzole, pianura veronese, e le nostre amiche, vedete, sono pronte per partire verso la loro villeggiatura estiva. Siamo pronti, Giovanni? Prontissimi. Che anno è questo partì? Vale 50-60 anni con i miei genitori e i miei nonni, Penso al forse conto. di più, esatto. Adesso Perché è importante portarle al pascolo? Perché le va via dalla pianura, le va via dal caldo, le soffre manco, e sta bene, fuori all'aperto. Che è sempre un po' un'emozione quando si parte. Te che lei qua, te che lei nel cuore, te che lei. Sì. Te pensi ai tuoi genitori, quando che le faceva loro, e te devi fare adesso che lì, se adesso che lì a posto su. Destinazione adesso? Destinazione Folgaria, Quanto che mettiamo? Altipiani Folgaria, 3 ore. 3 ore buone. 3 ore e siamo sui 1650-1700 di altitudine, stanno da Dio. Giovanni, adesso si va col camion e tutto, Sì, ma ti te levi su anche prima del camion. sì. E a com'era forza. là? Prima del cambio partivano a piedi. Prima partivano, i nonni, bisnonni partivano a piedi. I nonni hanno fatto ora caricare le mucche con i vagoni, con i treni, scaricavano a Rovareto, da Rovareto andavano su a piedi, facevano 15-16 km In salita. con le mucche tutte quante. Quanta fatica si faceva? Tanta. Adesso che è più comodità adesso. Per carità. Adesso che è più comodità. Però che è sempre un ricordo forte, insomma. Sì, perché lei è nel sangue, no? Finché che sarò lì in montagna. Dopo spero che la passione da vecchia trasmessa abbastanza. Fa che la zucchera sia buona. Sì. Sono momenti delicati questi. Molto delicati, Stefano, di tensione, anche un po' di ansia, paure, però nello stesso tempo anche di gioia, perché ogni malghese aspetta questo momento dell'anno con trepidazione. Perché paura? Paure perché comunque gli animali adesso sono più vulnerabili, non sono in stalla, ma sono liberi al pascolo, che stanno sicuramente bene, però non li è sotto controllo come in stalla, per cui devi avere un occhio di riguardo in più quando sono al pascolo, sicuramente. Loro sentono che sta cambiando qualcosa, sì. che arriva il momento. È già quasi da un paio di giorni che nell'aria si percepisce l'arrivo dell'alpeggio, l'arrivo della stagione estiva, sì. Sembra che dentro di loro proprio lo sentono noi, sentono i nostri sentimenti e loro sono in fibrillazione per la partenza di questa bellissima stagione. Tale, vai in ferie? E vai in ferie, anche noi andiamo in ferie. La trasferta è durata circa 3 ore e siamo passati così dall'afa della pianura veronese, un'afa opprimente, al fresco di Folgaria. Qui siamo a 1700 metri di altezza, qui in Trentino, Malga Zonta Melegna, che è una malga che la famiglia De Guidi gestisce ormai da diverso tempo, da almeno 6 decenni o forse di più. E qui ricomincerà la vita per le vacche, ma anche per la famiglia dei Guidi. L'alpeggio, i 100 giorni estivi durante i quali le vacche pascoleranno in questo comprensorio bellissimo verdeggiante, ricco di essenze arboree e vegetali, che poi entreranno a far parte del latte che Sara, a sua volta, userà per fare un formaggio estremamente prelibato.
Ma tutto quello che state vedendo, per quanto bucolico, affascinante e sicuramente ispiratore di amenità possa essere, in realtà ha anche l'altro lato della medaglia, quello che difficilmente si conosce ma che forse ancora di più caratterizza questo lavoro, che è un lavoro duro, anche se la modernità ha portato sicuramente delle comodità a partire dal trasporto che adesso avviene con i camion. Ma non si tratta soltanto di lasciare libere le vacche e di fare il formaggio, c'è ben altro dietro. Ti stai rilassando? Oh, adesso sì, finalmente. Scesa l'ansia, l'adrenalina della partenza, adesso sto bene qua insieme a tutte le principesse. Mi pare che anche loro gradiscano. Sì, adesso il richiamo della montagna. Le tenete in questo recinto temporaneo? Sì, per oggi sì, oggi restano qua fino alla mungitura e poi domani libere per tutto questo meraviglioso pascolo. Quindi da domani si diventa custodi della montagna. Cambiamo lavoro. Da 60 anni venite in Malga? Sì, da 60 anni. Questo è il mio secondo mandato. Come Sara è il secondo mandato che faccio. Quando uno vede queste scene, ovviamente si innamora perché è tutto bello, affascinante, bucolico. Certo. Ma è difficile anche capire che dietro in realtà c'è un lavoro massacrante, o sbaglio? Dietro c'è un lungo e duro lavoro perché la stagione ufficialmente è iniziata oggi, ma per il mio team, per i miei ragazzi, è iniziata ancora un mese fa circa, perché siamo saliti in alpeggio verso i 20 di maggio, preparare tutti i pali, fili, recinzioni, preparare la parte agrituristica, preparare il caseificio. Quindi ogni anno bisogna ricominciare tutto? Ogni anno, esatto, ogni volta si tolgono le recinzioni, i fili e si rimettono su l'anno successivo. C'è un bel lavoro. Io ho passione. Sì, passione, determinazione, costanza. Ma è una cosa che ti viene comunque da dentro, cioè è un richiamo che hai verso questo lavoro, verso la montagna, verso la tutela anche di un paesaggio, della sua biodiversità, cioè noi siamo qua come custodi di questo territorio. Perché? Per continuare la tradizione che abbiamo nel sangue principalmente. Nasci con questa cosa. Per Sara e per la sua famiglia salire in Malga è una questione sia professionale che emotiva. Emotiva perché, come avete già sentito prima, l'eccitazione, il fermento del sapere che si deve partire per salire su in quota è iniziato già diversi giorni fa, per loro come famiglia, ma anche per gli animali. Lo sentono quando è ora di partire e di salire montagna. E poi anche una questione professionale. Un tempo il pascolo era strategico perché l'alimentazione gratuita fornita dai pascoli contribuiva sicuramente ad alleviare la pesantezza del bilancio aziendale, che in genere era anche piuttosto magro. È una prerogativa che continua a vivere, ma insieme a questo ovviamente c'è il grande benessere animale che deriva per loro, perché basta guardare dove ci troviamo per capire che tutto quello che queste vacche assimileranno poi lo ritroveremo nei formaggi all'insegna della massima naturalità. Credo che venire qui, non dico che sono delle privilegiate, o forse sì. Anche un pochino, sì, un pochino privilegiate lo sono, direi. Cosa trovano qui, Sara? Beh, qui trovano 180 ettari di pascolo, siamo in quota 1650 metri. C'è una biodiversità elevatissima perché in un metro quadrato che è circa 7-8 essenze floreali, quindi i formaggi poi percepiranno tutte queste cose. E il messaggio insomma che ci tengo a trasmettere è quello che comunque dietro ogni forma di formaggio che facciamo che è una storia infinita di tante persone da raccontare, perché non è così banale e scontato quello che facciamo come sembra. C'è un duro lavoro di donne, di uomini, di famiglie, dei ragazzi che si impegna tanto per far sì che tutto ciò riesca bene. In quanti siete a gestire la Malga? Quasi una decina di persone quando ci siamo tutti. Quando comincerai a produrre il formaggio? Da lunedì. Quindi qualche giorno ancora e poi qualche via. giorno, adesso le lasciamo tranquille 2-3 giorni, lasciamo che il latte un po' si sistemi, diciamo, perché il cambio anche di alimentazione da casa qua ha le sue influenze, perciò le lasciamo 2-3 giorni tranquille e poi lunedì si ricomincia finalmente con il mio bellissimo lavoro che non vedrò di mettere le mani in pasta. Da Salizzolo a Folgaria per produrre anche il formaggio, no?
Lo produci solo qui? Sì, lo produciamo solo qua. Quindi la vostra è una produzione stagionale che Sì. poi vendete però durante tutto Che l'anno? però vendiamo anche durante l'inverno, durante le fiere, durante i mercati, esatto. Sì, sì. Ho visto anche il papà bello contento. Non vedeva l'ora, fremeva, l'era una settimana di fibrillazione, proprio di ansia, un po' per tutti, perché questo momento, neanche un momento di gioia, di raccoglimento, Certo. di festa anche, se vogliamo. Adesso fino a quando rimarrete qui più o meno? Fino a metà settembre sicuro, con le vacche da latte. Tempo permettendo, perché siamo in balia anche del meteo, perché Certo. settembre l'anno scorso ha nevicato, perciò fino a fine settembre, dai, da metà a fine settembre circa la stagione dell'alpeggio, poi si conclude. Comunque adesso l'abbiamo iniziata alla grande. Adesso ti rilassi un po'. Adesso sì, finalmente, con un cielo bellissimo, una giornata stupenda oggi, veramente. Speriamo che sia di buon auspicio, dai. Noi ce la mettiamo tutta. Però va ricordato che malgrado tanta melegna si può anche mangiare, perché vero? Sì. Cosa offrite? Taglieri, gnocchi di manga, spezzle con la panna d'affioramento del mio burro, buonissimi. Mamma mia. Quello è consigliato. Spezzatino con il goulash, quindi polenta goulash, costine, cotechino con i crauti. Erano le Bastano di quattro. 5:30 stamattina, quindi tutta sta fatica finalmente può essere ripagata. Adesso si sente moso. No, oggi no, oggi è il giorno delle vacche. Prima le vacche. Quindi Niente. a stecco. Oggi Prima le vacche. sì. Oggi al massimo un pacchetto di cracker, veloce anche. Mi Ciao, dispiace. ragazzi. Ci vediamo Vabbè. domenica Mi tocca tornare su domenica. per l'apertura ufficiale. Mamma cara, che digiuno lungo, ragazzi. Non è da me.